Allora, noi siamo una tappezzeria nautica, siamo da 30 anni sul mercato tra la Giudecca e il centro storico, eravamo due ditte separate, marito e moglie, e a un certo punto ci siamo uniti per farci forza e sono 25 anni che siamo insieme e facciamo questo lavoro che per me è molto interessante, con tante prospettive anche per il futuro, perché Venezia è una città sull'acqua, però il problema in questo momento è reperire persone che abbiano voglia di fare questo lavoro, di mettersi in gioco, di sudare anche, perché no? Perché noi prevalentemente abbiamo puntato sulla nautica perché ci piace. Certo che se ci viene un signore che ha il divano di casa, diciamo nei mesi di stanca della nautica, cerchiamo di accontentarlo, però prevalentemente noi siamo specializzati nella nautica, facciamo dai cuscini, dai rivestimenti interni, pareti, tendalini, coperture, cioè quindi la barca. Allora, le persone, come ti ho detto, siamo marito e moglie, 4 titolari che lavorano qua. Ultimamente abbiamo tirato su. È venuto qui da noi un ragazzo dello Sri Lanka, bravo, perché sono 20 anni che lavora tra Dubai e vari posti, quindi faceva già questo mestiere, e anche se non era apprendista era talmente bravo che insomma alla fine va bene così, siamo molto contenti, ci ha dato fiducia, sa lavorare, è bravo. Qualche volta impariamo anche noi da lui qualche tecnica che magari non sapevamo, però insomma. Venezia, rispetto alle altre città del mondo, direi, non è una città dove trovi lo yacht, il ricco. Qui si lavora con la barca e quindi tante volte le tappezzerie costano più della barca, perché è così, la gente non ha super barche, ha barche di lavoro oppure le barchette che si usano qui in laguna per diporto, per divertimento, ma quindi non sono lavori, cioè noi ci mettiamo sempre lo stesso impegno, per carità, però Venezia è diversa dalle altre città, insomma, diciamo che principalmente lavoriamo con tutti, forze dell'ordine, finanza, capitanerie, carabinieri, comune, quant'altro, e anche il privato, tassisti, gondolieri e diportisti naturalmente. Non è facile in questo momento essere tanto competitivi, non per colpa nostra, ma qui aumenta tutto giorno per giorno. Allora, io ho lavorato da ragazzino, da un tappezziere, così, finita la scuola, mia mamma era sarta, la mamma del mio socio era una tappezziera, suo papà lo stesso, quindi qualcosa. Diciamo che è un po' un'eredità, insomma, la memoria di una storia familiare. Sì, diciamo che è un po' di famiglia l'artigianato. Mio nonno aveva un cantiere nautico, quindi io sono nato in mezzo alle barche, il mio socio lo stesso, quindi siamo abbastanza specializzati in questo punto per risolvere qualche problemino spicciolo che può succedere a qualche diportista che magari non ha idea perché è la prima barca, perché adesso lavoriamo tanto con gli stranieri che hanno comprato casa a Venezia e quindi non hanno idea di com'è Venezia con la barca, e quindi dobbiamo esattamente. Ma il problema è che qui allora ci vuole l'aiuto dello Stato, delle istituzioni, che invogli anche dei ragazzi che non lavorano a poter cominciare un lavoro manuale, che per me sono i lavori migliori perché ti dà sempre da mangiare. Saper lavorare con le mani, quando lo sai fare, ti arrangi in tutto.